allearsi con Berlusconi dopo che per un anno avevamo detto che mai ci saremmo alleati di nuovo con lui perché ci aveva traditi, perché era andato con Monti, perché aveva approvato le manovre fiscali, poi abbiamo fatto una scelta, ripeto, strategica di provare a vincere Lombardia e dovrebbe essere una scelta vincente, sapendo quello che sarebbe stato l'esito. Ecco, quindi quando si fa l'analisi del voto o la si fa pensando all'interesse del movimento e quindi lavorando per il movimento, senza polemiche inutili, sterili, che fanno male al movimento stesso. Se ci sono delle questioni, io sono abituato a discuterle all'interno, tant'è che non mi metto a replicare a chi cerca la polemica per la polemica. Se qualcuno, ripeto, all'interno del movimento ha qualcosa da dire, credo farebbe bene a porre la cosa nelle sedi opportuni. Un risultato sicuramente negativo, inutile che io ho sentito tanti che dicevano ma un risultato poi poteva andare anche peggio. No, penso che peggio di così non potesse andare. È un risultato molto negativo, bisogna fare delle valutazioni su quello che è successo, bisogna capire anche a livello interno. Io ieri l'ho detto chiaramente, insomma, probabilmente bisognerà anche fare con i militanti, spiegare ai militanti, fare anche probabilmente un congresso, quindi ci sarà un nazionale, un federale, bisogna insomma, verificare tutto quello che è successo negli ultimi mesi.